Buongiorno. Dovrei fare un video muto. Dovrei fare una compilation dei video di un anno o di più. E invece cominciamo. Sta tosto, sta tostissimo e non lo smuovi, non lo riesci a fare inciampare, sta come un pazzo ed è esaltante. Conte esaltante in conferenza e dobbiamo veramente analizzare parola per parola. Benvenuto Gianluca Barretta e a tutti i nuovi iscritti che magari non mi conoscono, sono Valerio Fluido e mi piace parlare del Napoli, mi piace tanto e mi piace anticipare delle cose ogni tanto, sono intuizioni che io porto alla community, poi si uniscono i puntini, qualcuno ascolta, qualcuno no ed è giusto che sia così perché è la discussione sul calcio dove tutti hanno ragione. A turno, a volte. Lasciate un like, perché Conte li lascia. Io sono convinto che... ma a parte gli scherzi, Conte non si può guardare i video nostri, purtroppo. Purtroppo, non che fa il lavorare. Però lascia i like preventivi, Conte. In questo momento è proprio evidente. Noi ci spostiamo di qua. Questa è la faccia che lui fa quando gli esce una cosa che dice io sono bianco o nero, nel senso non ho sfumature, battuta che secondo me dobbiamo approfondire. Poi gli dice quando mai diciamo azzurro, rosso, blu e rosso, insomma ci arriviamo perché secondo me sta battuta lui la fa quasi di proposito, secondo me non gli è uscita così, è per stemperare poi la tensione che si può essere creata in sala. Ma andiamo per ordine, perché si comincia con Giordano che cita la famosa 100 euro, e cioè riporta a un'eventuale insoddisfazione di Conte sul mercato, riportando il passato dove Conte disse se tu ti vuoi andare a sedere con 10 euro nei ristoranti da 100 euro non lo puoi fare, eccetera eccetera, quindi cercando di tirare fuori un'insoddisfazione da parte di Conte sul mercato. Però Giordano lo dice anche che non la dico provocando, dico c'è bisogno di tornare a quel passato lì oppure con questi giocatori lei può andare avanti e fare quello che deve fare. Si arrabbia moltissimo, dice all'epoca era vero, all'epoca era un'altra situazione, ma è una domanda posta in maniera antipatica, è una domanda gratuita, quindi rifalla la domanda. E qua si riporta questa squadra le basta per fare eccetera eccetera e Conte apre il libro e io chiudo il sipario perché se c'è una cosa quando è arrivato Conte che la community che segue sa benissimo, io ho ripetuto un mantra visto che arriva l'uomo della Juventus dove il motto è vincere è l'unica cosa che conta, io ho chiesto a Conte crescere è l'unica cosa che conta. Cosa significa crescere? E Conte ci spiega cosa significa crescere. Che lui dice proprio voglio portare il club a crescere. Poi fa una citazione, lascia la maglia che hai trovata. Questa non la voglio approfondire, me la dite voi nei commenti se l'avete intuita. Vorrevo farvi arrivare il contenuto più in fretta possibile perché poi devo andare a fare delle cose, una settimana tremenda di lavoro, quindi abbiate pazienza. Domani vi arriva, prima della partita vi arriva la simulazione con la formazione e con il risultato esatto, ma Conte ce lo dice benissimo, non ce lo potrebbe dire in maniera più chiara. Non ce l'ho io il grigio, quindi io sono bianco-nero, nel senso facciamo rosso-blu, ecco, facciamo così, giusto per chiarire, non vorrei mai, ecco, vai. Cosa significa crescere? Io sono venuto qua, ma non è il giocatore in più o il giocatore in meno, è creare un centro sportivo, è avere la casa Napoli dove poi si crea anche senso di appartenenza, significa creare un settore giovanile di un certo livello che poi ti fa crescere della gente in casa. Poi aggiunge io sono venuto anche per supportare Manna che è giovane, dobbiamo fare la differenza con quello che abbiamo, le parole spallettiane, il mercato, le polemiche sul mercato sono solo fumo negli occhi. E qua mi dovete concedere una cosa. Ho ricevuto questo commento sul video di conferenza di Manna, un video di 30 minuti dove io con grandissima calma, quindi non ero agitato, ho detto le mie impressioni su quella che è stata la conferenza di Manna e ho scritto poi
come primo commento pinnato, che Manna mi sembra inesperto ma volenteroso. Ci ha detto le cose che voleva fare e che non è riuscito a fare, ma sembra volenteroso. Poi che sia stato sincero, che sia stato disponibile al dialogo, è una cosa che ho sottolineato bene, perché il Napoli non ci ha abituato a queste cose. Io ricevo questo messaggio: male Valerio, come fai a dire che Manna sia inesperto? Ma penso sia un ottimo direttore, buona conferenza stampa sincera e sana. Tu invece sembra che debba sempre andare a vedere il pelo nell'uovo. Qui siamo tutti tranquilli, anche Conte. Tu invece mi sembri troppo agitato. Io mi agito quando leggo i tuttapposter, caro amico mio, e non metto il tuo nome per questioni di privacy. Io mi agito quando, rispetto a un percorso di crescita che il Napoli deve fare, c'è sempre una fetta di tifosi capitanata da una fetta di addetti ai lavori dove tutto a posto. Se noi ascoltassimo il tutto a posto non si crescerebbe mai. E invece il pelo nell'uovo è il terzo punto del mio canale. Primo punto, sfogare quando uno non sta contento del risultato. Secondo punto, divertirsi. Io mi diverto a fare l'editing, eccetera eccetera. Terzo punto, dare degli spunti dove si può ragionare, dare dei punti in cui qua si può fare delle cose, qua non si poteva fare. Quindi il pelo nell'uovo è uno degli obiettivi del mio canale. E se io dico che Manna mi sembra inesperto e Conte dice io devo dare una mano a Manna che è giovane, Manna ha 36 anni, io ne ho 41, Manna è per forza giovane, Manna non ha esperienze di DS a grandi livelli, che ha fatto il Lugano, poi ha fatto la Juventus l'Under 23, la Next Gen. Ti posso dire Manna è espertissimo, è un falso. Quindi se tu non vuoi ascoltare me perché io do fastidio, perché tengo la piattaforma e quindi quello che ha la piattaforma dà fastidio in generale, mi dispiace, ma dovete ascoltare Conte, altrimenti potete andare anche contro Conte, perché Conte non è che il mamma santissima che tutto quello che dice è vero per forza è giusto. Però nel caso specifico vi dovete chiare la libretta, come si suol dire, Ma andiamo avanti. Gli si chiede di Buongiorno, Billing e Okafor. Su Buongiorno Conte ci dice sta migliorando, ma in questo momento Juan Jesus sta meglio, è superiore, dice Conte. È chiaro, e ho letto anche adesso, Buongiorno si deve lottare la titolarità con Juan Jesus, cazzata enorme, e lo dice uno che ha difeso Juan Jesus quando nessuno poteva difendere. È normale che quando Buongiorno sta bene Juan Jesus si siede in panchina, non diciamo stupidaggini, però in questo momento, quando vi dicevo Buongiorno serve ancora del tempo, non è che lo recuperi e lo butti subito nella mischia, serve del tempo, e quindi Conte ci ha confermato che Buongiorno viene in panchina e parte Juan Jesus. Speriamo che Juan Jesus ne abbia ancora nelle gambe, perché ha una certa età. Quindi andiamo avanti. Billing è un ragazzo serio che sta lavorando, si sta mettendo al passo, è un ragazzo serio, non verrà utilizzato se non in occasioni pazzesche, a meno che non fa una crescita poi in allenamento che dimostra che... E su Okafor anche lui ce lo portiamo in panchina, ha in questo momento un minutaggio limitato, quindi quelli che sono arrivati in questo momento non è che possono dare questa grande mano, Poi abbiamo letto anche che Asa è stato provato terzino nella logica di allenamenti, e Conte dice una cosa importante, dice con le varie problematiche che ci sono state io sono riuscito a fare una sola amichevole, evidentemente voleva programmare altre cose per vedere in azione anche i nuovi e metterli al passo con gli altri. Dice sono riuscito solo a fare un'amichevole col Giuliano, se non sbaglio ha segnato pure Okafor, e in quel caso è stato utilizzato Asa come terzino destro, perché poi con la mancanza di Olivera infortunato devi spostare anche Mazzocchi a terzino sinistro, e quindi un po' di problematica. Cosa teme dell'Udinese? Una delle frasi che piacciono di più ai tifosi e che esaltano i tifosi: noi non temiamo nessuno, abbiamo rispetto per tutti. Una frase banale che ha sempre il suo valore. Squadra fisica, squadra che riparte, dobbiamo essere attenti ai calci da fermo perché sono tutti dei ragazzoni oltre il 1,90 m, e quindi lo sapevamo già, li abbiamo affrontati già e lo sappiamo bene. Analogie col passato, vede delle analogie col passato? Questa domanda è veramente di basso livello secondo me, perché sì, che t'addarice, no? Questo sì, mi ricorda questo Napoli, mi ricorda
ricorda proprio la Juventus del 2003. Che t'ha da rispondere? No, è un unicum, come tutte le cose che ho fatto sono stati degli unicum. Ho voluto fortemente fare questa esperienza a Napoli, è un'esperienza che tu da giocatore, da allenatore prima o poi devi fare, e quindi bene così. La sconfitta dell'Inter, che può fare? Può deve abbassare l'entusiasmo dei ragazzi rispetto alla sconfitta dell'Inter, e poi si chiede, ma rispetto a queste cose che lei ha detto del centro sportivo, di fare le infrastrutture, non parla nemmeno di stadio, perché Conte lo sa che lo stadio è una situazione ancora più difficile. Vi ricordate quando io vi dissi come provocazione, dissi venditi Osimhen e fai lo stadio e fai l'anno prossimo si parlava dopo lo scudetto, io dissi venditi Osimhen, fai l'anno prossimo con Simeone e Raspadori di punta e fai lo stadio. La società ti ascolta quando tu dici queste cose, perché sei arrivato per far crescere la società, e Conte dice candidamente, io più che dire le cose non posso fare, non posso decidere a bilancio questo mo deve andare, dobbiamo costruire, buttare la pietra, eccetera eccetera. Ascoltiamo tutti i giornalisti che mese dopo mese ci dicono la prima pietra viene messa a marzo, la prima pietra, tutte chiacchiere, si cambiano le location, prima a Bagnoli, poi a Fragolo, poi a Castel San Pietro, poi a Roccaraso, e quindi più di questo Conte non può fare. E per quanto riguarda la sconfitta dell'Inter, noi dobbiamo guardare a noi, che abbassare l'entusiasmo, non vi preoccupate, perché la squadra dice noi vogliamo raso terra, stiamo tranquillissimi, e poi dice proprio godiamoci questo viaggio. Io ho detto godiamoci il percorso, e lui dice godiamoci il viaggio. Poi arriva la domanda, arriva Titti Improti, dice una sfumatura, e Conte comincia con la prima di abbassamento di tensione, no? Interviene, dice sfumature di grigio, no, perché io grigio non ce l'ho, le sfumature di grigio, io sono bianco-nero, e già quando dici bianco o nero, visto che bianco o le due la disgiunzione viene assimilata nel colore, esce scritto io sono bianco-nero, esatto, ovviamente si ride, risulta come battuta, e Conte si dice vabbè, per carità, non vorrei mai che si pensasse una cosa del genere, poi lo sappiamo benissimo. Questa è una cosa che chi poi non vuole approfondire sull'altra cosa fa questo come titolo e diventa social questa cosa, io sono bianco-nero, ma ovviamente Conte l'ha giusto il tiro e dice no, diciamo rosso-blu. Questo vantaggio in classifica può mettere più pressione a noi o più pressione all'Inter. Conte ricorda che alla fine noi siamo stati più in testa di tutti durante l'anno, ma l'Inter se lo deve ricordare, lo ricorda quasi come dice ma veramente vi devo spiegare cosa rappresenta l'Inter, che viene da un'annata dove è padrone assoluto, poi la finale di Champions, è andata in Champions, poi è andata avanti in carrozza, insomma uno squadrone, e soprattutto squadra storica abituata a lottare per vincere, e sembra quasi assurdo doverlo ripetere, ma Conte è costretto a farlo. Il metodo Conte, se questo metodo particolare di cui ha parlato anche Manna ha ancora margini di miglioramento per quelli che ci stanno, noi siamo sempre disposti ad imparare, bisogna sempre essere disposti ad imparare, non solo a insegnare ma anche a imparare. Ricorda gli step fatti per trovare l'abito migliore per il Napoli, perché poi la rosa che si è ritrovato non era probabilmente quella che aveva in testa all'inizio, e ripete anche che l'anno scorso per lui è stata un'opportunità di studio, ha fatto degli studi anche all'estero, quindi ha studiato anche squadre europee, e i margini sono tanti. Insomma ragazzi, chi si vuole divertire a portare avanti una certa narrazione estrapola solo la frase di Conte dove Dio dice io sono sereno, sono tranquillo perché lavoro con questi ragazzi, sono contento di stare qua, e quindi dice vedi è contento eccetera eccetera. Si vede dalla risposta che dà che è agitato, ma è una tensione che lui trasmette positiva, non mette paura ai ragazzi, secondo me gli sta mettendo una carica pazzesca, e lui è ben consapevole, si è abituato subito, è entrato subito nell'ambiente Napoli, ha capito subito quelli che remano in una certa direzione e quelli che no. Quindi lui è mentalizzatissimo, sono convinto al 100% che farà il massimo e otterrà il massimo che può ottenere da questi giocatori. Noi veramente dobbiamo metterci lì con i popcorn a godercela, ce la godiamo,
una partita la vinciamo alla grande, un'altra per esempio ci arriva la delusione al 92esimo con la Roma, fa parte del percorso e dobbiamo tirare le somme a fine anno. Potrebbe risultare veramente una stagione leggendaria al di là delle più rosee previsioni. Ci sono però degli elementi esterni che influenzano, perché se tu, sapete quando quelli fanno i paragoni, il Napoli una mala Ferrari se poi non metti il motore oppure il pilota, sono tutti paragoni che non significano un cazzo, perché quando tu ti qualifichi poi per un gran premio è il tempo tuo, se sei più veloce, se sei stato più bravo, eccetera, poi dopo la griglia di partenza. Nel calcio esistono gli avversari, esistono gli arbitri, esistono gli infortuni, esistono le piogge che spostano una partita da un momento all'altro e tu avevi dei giocatori che poi sono squalificati. Vi rendete conto che ogni paragone con altri sport o altri paragoni fantasiosi non reggono, non possono mai reggere. Quindi tu puoi fare quello che vuoi, però poi il Como, per esempio, ieri, io mi ho fatto mini video ieri su quel fallo di mano di Gatti e qualcuno si sta azzardando a paragonarlo col fallo di mano di Olivera con Lautaro. Mi dispiace, cascate male. Ah, già il like. Cascate male perché sono andato a rivedere. La mia memoria non mi può aiutare. Ecco perché io faccio i video, quarto punto del canale, per la mia memoria storica, perché delle cose me le dimentico, i video scompaiono, gli highlights scompaiono e alcune cose non finiscono negli highlights, e quindi io ho bisogno di memorizzare e di fare storico. Olivera la tocca con la mano perché Lautaro che gli spinge la mano sul pallone, e c'è il video di analisi dove si parla di tutte le cose arbitrali di quella partita là, mentre è proprio Gatti che va per mettersi davanti, è proprio Gatti che tocca il pallone senza che il giocatore del Como gli tocchi la mano. Di conseguenza purtroppo cascate male e quando capiterà che il Napoli verrà avvantaggiato da una decisione arbitrale, quando avverrà lo diremo, se è avvenuto lo abbiamo detto, quindi cascate malissimo. Mi dispiace, qua proprio la polemica la potete fare perché mi fa gioco algoritmico, ma non si regge su niente. Quindi io sono molto grato a Conte per la sua chiarezza, per la sua forza, per la sua mentalità. Sta tostissimo e sa che deve fare di necessità virtù, sa che tutto è limitato e limitante delle volte, ma come siamo stati in grado di fare un campionato pazzesco con Spalletti, e lo fummo anche con Sarri, perché poi facevamo un punto in più addirittura di Spalletti. Conte sa di poterlo fare se si isola, se riesce semplicemente a dedicarsi al lavoro e se le cose si indirizzano in un certo modo anche a livello di rosa, cioè senza infortuni gravi e senza cose che ti rallentano il percorso di crescita, perché c'è un percorso e c'è un percorso di crescita che noi piano piano stiamo facendo. Inserire Oriali, già fai un salto, secondo me fai un salto proprio in avanti di 10 passi. La speranza è che quando Conte se ne andrà, non so quando, perché lui dice spero il più tardi possibile, che il Napoli non faccia il passo indietro. Queste figure te le devi mantenere e ho sempre, purtroppo, perché mi piacerebbe l'idea di un progetto con un allenatore giovane con cui puoi lavorare. Per esempio guarda Fabregas come sta facendo delle cose buone, se lo lasci lavorare in prospettiva, lo stesso Palladino, lo stesso Italiano. Però temo che in questa città, in questo contesto, serve un allenatore espertissimo che se viene messo davanti a un microfono ti dice le cose come stanno dall'alto della sua esperienza. Quindi non sempre ti va bene, perché poi con Ancelotti non andò bene, però serve l'esperienza. Mi piace Palladino, ma credo che Palladino qua fa la fine dei tracchi se non lo supportano in un certo modo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like non vanno per me, ma vanno per Conte. Lasciare di una